Salve a tutti pubblico mio, sono qui per dirvi un grazie. Sicuramente vi state domandando, ma grazie di cosa? Grazie per tutti gli anni che mi seguite e mi sostenete ascoltando le mie canzoni. Cerco di fare il mio meglio, cerco di dare emozioni, ed è per questo che stasera ho scritto questa canzone solo per voi, ricordando i miei anni di autostrada fatte per voi. Signore e signori, grazie. Daniele De Martino. Forza Guagliò! Infatti subito chi chiamate? Ci siamo buonasera a tutti quanti. Siamo negli studi della Air Music di Piero Sala, appunto per andare a registrare il mio nuovo lavoro discografico e dare sempre emozioni. Buonasera! Buonasera! Buonasera maestro! Buonasera maestro! Ma fermo per questo motivo, fermo! Mamma mia, senti che motivo? Vediamo. Quella! Mamma mia! Ciao Piero! Fermo! Come va? Tutto bene? Vediamo! È un po' elettrizzato, è lo stesso motivo di stanotte, ti giuro, ma vediamo! Questo, dai! Questo, dai! Vediamo, vai! Chissà se sto male, domando a un cuore. Chissà se mi pensa, se ci tiene ancora. Giuro su Dio che sto male, mi sento morire. Cammino per strada, la notte chiusura, ripenso ai momenti passati insieme. Ogni portone di scala sa del nostro amore. Guarda ieri quando stavamo abbracciate, quando gli agnelli forte a me tu da stringeva, quando per prima volta noi abbiamo fatto amore, non può finire il nostro amore. Forse tu non mi chiami più e chi mi perde sono io. Se veramente te ne vai, mi lasci solo con i guai. A chi ci canta buonanotte, si reprime, sa dormire. A chi ci dico buonanotte. Alle volte pensare alle proprie emozioni fa bene. Fa bene perché almeno a me mi aiuta a scrivere delle nuove canzoni, delle nuove emozioni per voi. Anch'io ho tante cose importanti e soprattutto tante cose belle da raccontare che non riesco mai a raccontare a voce o a raccontare a qualcuno, a qualche amico, ma riesco solamente a farlo in un modo, scrivendo una canzone, qualcosa di reale. Ed è per questo che questa canzone, questo grande ritornello, per me va così. Guarda ieri quando stavamo abbracciate, quando gli agnelli forte a me tu da stringeva, quando la prima volta noi abbiamo fatto amore, ma chi si scorda queste cose? Che penso al suo fiammone, pregasse a Dio che facesse morire. Bellissima questa. Viva!
entra! Sì! Mi guardo bene, sono un bastardo d'amore. Sai ancora una storia ormai è venuta. Il tema di quella canzone che ti dicevo io deve essere pazzo, proprio pazzo. Capito? Vabbè, appena viene il batterista lo facciamo fare. Ma hai capito come? Sì, sì. Come? Va nemmeno, sì, Vicky mi dice sempre sì. Così. Capito come? Alla finale. Tipo. Bravo. Esatto, capito? Lo facciamo fare così. Fammi Vabbè. allora, un tempo bene. Manu, dai l'accenno, capito che prima. Non mi senti che veloce. Vabbè, no, Capito? lo facciamo fare così. Ok. Tranquillo. Va bene così. Decidiamo avanti. Indo russa la mamma. Piero! Oh! Svegliati un attimo, vieni qua, svegliati, mettiti al piano forte, spicciati! Mamma mia! Oh, ma che ore sono? Dai, che importa che ne sono, Piero, mettiti un attimo qua, Piero! Troppo tardi. Che troppo tardi, fammi finire qua! Piero, spicciati, Piero, mettiti, prendi questo motivo, spicciati, Oh, è spicciati! tardi, Danè. Piero, me lo dimentico poi, un attimo, prendilo, dai! Allora, fa così. Mi vedi cos'è la vita? Oh, una chiamata ogni notte mi chiamano alle 3 del mattino con lo sconosciuto, ogni notte, sera per sera, e c'è scrivere la canzone. Basta, so. Allora, fai così. Vero. La fare mi devo occupare. Ore, cioè, ma tu Te lo immagini? Che ore sono? Che ore sono? Oh, Piero, Non ho dai. capito niente. Allora, forse non ci siamo capiti. Devi uscire subito questo lavoro discografico perché lo so. lo stanno aspettando, vero? E io lo sto aspettando più di loro. Poi la sia musica ci sta dicendo fatelo uscire subito a breve. Quindi Piero, tu puoi prendere da oggi all'indomani mattina. Dobbiamo finire questo disco perché deve arrivare nel cuore della gente. Comunque la canzone fa così. Ma te la posso dire per una cosa. Meno male che lo stiamo finendo. Mamma mia, Vai, finalmente. muoviti! Finiscilo, ti prego, Piero. Oh, tutte e due, vai. Ore tre. Ormai tu sei fissato da notte tu mi chiami a me. Non ti perdo manco un'occasione a forza chiamare. Ma chi sei? Cosa vuoi? L'ho capito, vorresti giocare, che stronza che sei. Dimmelo. Cado buscuia con me la notte, forza dimmelo. Che vorresti graffiare il mio petto allora con me. Ma che fai? Non si fa. Non confondere le mie canzoni con il tuo grande amore. Come mi hanno capire? Capo fai male. Vai. Non è male. Ci vuole un amore che pensa, ci fa amore. Finisci qua. Prega salvi amore, ma ci sono qui. E qua c'è la batteria. E c'è la seconda. Mi guardo bene, sono un bastardo d'amore. Ai ancora una storia ormai venuta. Na na na, na na na. Bellissima, bellissima questa girata. Allora se tu ci fai caso un seguito. Dimmi ti amo, ti amo, ti amo. A proposito di dimmi ti amo, Piero dobbiamo mettere quelli nel disco. Si devono registrare tutti i Velocemente. cori. Mancano i cori. Chiamalo. Chiamo la corista. Chi dobbiamo chiamare? Chi?
È meglio di te che hai lo studio, vero? Che Io ci ce sta- l'avrei una ragazza. Chi? Una cantante. E possiamo... Melissa. Ma che donna sei? Na, 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 na. Dimmi come fai a cambiare il tuo modo d'amare se invece poi stai con lui. Ma che donna sei? Sì. Non dai retta a nessuno, non chiede più un aiuto, che male fa vedere ti soffrirà così per le papà. Ma sta femmina era tutta vita mia, facesse una pazzia, famma tu pure no. A sto pensando tutte le notti, non mi rende troppo forte. Basta così? Basta, scusami. Quindi il primo Praticamente ritornello la devi fare tutta adesso. inizia. No, 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 no. Allora, Inizia Gianni e no, poi continuo io. Volevo dire questo. Daniele De Martino, diciamo, ha realizzato un brano qui con Gianni Vezzosi, che essendo che diciamo, sono l'arrangiatore di Sei Gianni, l'arrangiatore di Gianni Vezzosi, personalmente anche di Gianni ha Vezzosi. preferito di fare questo duetto qui, alla Vesci Music con Daniele De Martino. Quindi stiamo prendendo un po' le tonalità per vedere un po', Per farne una bellissima uscire canzone. fuori Una un bellissima ottimo canzone. lavoro, spero. Poi Io ringrazio il giudicate maestro voi, Ignazio giusto? Caranausi, ringraziamo la produzione, la Sia Musica di Catania che ci sostiene Che lo sempre. produce. E aspettateci con questa grande canzone Daniele De Martino, Gianni Vezzosi e arrangiamenti Ignazio Caracausi, la Flash Music. Il nostro disco lo abbiamo completato, adesso sta a voi giudicare. Io ringrazio il mio maestro del cuore Piero Sala, colui che, come avete visto in questo piccolo backstage, abbiamo dato dei piccoli frammenti per far vedere a voi che un lavoro discografico così bello, ma c'è tanto lavoro dietro. Abbastanza curato, Abbastanza curato, cercato per i di dare dettagli. del nostro meglio. Io ringrazio gli artisti che hanno collaborato insieme a me in questo mio lavoro discografico, poi ringrazio la Sia Musica di Catania che fa sempre... Ciao Salvo! Salvo la Rosa e Frapollo, ma Mario Platani che vedete, tutta la Sia Musica per tutto il suo stato. Poi ringrazio il nostro operatore video Angelo Del Bianco, quello è sempre con me, dovunque. Gli ho fatto male anche il corista, sai? Hai Poi fatto vedrete bene, esatto. una cosa bella. Tante Ringrazio novità e sorprese. Piero Sala, il batterista d'Angelo, ringrazio Lindo Negri per aver suonato le chitarre, ringrazio la corista Melissa, ringrazio la mia mano e la mia mente, nonché le mie canzoni, e ringrazio anche un'altra seconda mente, è quella di Manuel Valenti che mi sta sempre vicino. Ringrazio voi e spero che sarà di vostro gradimento. Io ho cercato di fare il mio meglio, abbiamo cercato di fare il nostro meglio, adesso giudicatemi. Un bacio e a presto con i videoclip di queste canzoni. Ciao a tutti, ciao. Camminando verso l'alto. Ciao! Stiamo arrivando! Uè! Per una femmina. Per una femmina non può più cantare papà, Per una femmina. Tutte queste soltanto per una femmina. Non mangio, non dormo e quando vado non mi sento. Di stare sempre chiuso in una casa e torno pure tardi. Come ti sei cagnata papà? Tu non sai Alessia quanto è carnato. Sì, Alessia è diversa da tutte quante le femmine. È speciale. L'amo. Lo sono innamorato. Che ci posso fare? Sì, papà, per una femmina. Una femmina so che niente. È in un momento scuro. Sì, è tutta vita mia. Ed è per lei che fare una pazzia. Se mi vuoi bene, papà, aiutami. Falla tu, va.